Punti di Vita è una piazza virtuale, abbiamo avuto la necessità di farla, o meglio abbiamo sentito la necessità di farla perché nel web non c'era nulla di livello professionale, in qualche modo di così ampio da poter essere raggiunto da tutti e che avesse la calibratura giusta per essere autorevole e poter parlare e dialogare con le persone che hanno voglia di farlo con delle competenze corrette in grado di dare informazioni corrette. Gli obiettivi del blog Punti di Vita sono molteplici, ma si possono riassumere in una parola: fare. Un fare elevato alla terza. Fare cultura di donazione, sensibilizzare sul tema appunto della donazione e del trapianto di organi e tessuti, far crescere una community attorno a questo blog, fare informazione sulla medicina del trapianto, facendo crescere e informando le persone sulla medicina, sui nuovi traguardi, sui risultati della ricerca scientifica. Sono state individuate 6 macroaree che sono le fondazioni, dove vengono esposte tutte le varie iniziative delle 3 fondazioni. Poi un'area che prevede la ricerca per vedere le varie attività scientifiche, un'area dedicata al mondo dei trapianti, un'area dedicata invece alla rete dei trapianti, dove i coordinatori, gli operatori del settore possono incontrarsi e quindi condividere esperienze, e un'area dedicata invece alla solidarietà, perché è sempre importante il ruolo che svolgono le azioni di volontariato per la rete dei trapianti. Una volta che viene individuata la notizia di interesse, c'è la possibilità di commentare quanto scritto, andando in fondo al testo bisogna cliccare nella parte commenti, si aprirà una finestra per la registrazione. Obbligatoria è la registrazione, che consiste solo in un nome, in una email e l'accettazione del trattamento dei dati sensibili. Tutte le notizie postate su Punti di Vita sono poi validate da un comitato editoriale composto da figure di rilievo nel campo scientifico, nel campo della bioetica, nel campo del volontariato e nel mondo della comunicazione. Punti di Vita perché, parlando di donazione e trapianto, parliamo di esperienze, di vite, che sono dei punti che in qualche modo convergono verso un centro che rappresenta il futuro e che rappresenta la loro vita futura, quindi esperienze, vite e possibilità future che grazie al trapianto e soprattutto grazie alla donazione degli organi prendono vita. Si rivolge ovviamente a tutta la popolazione che naviga nel web, ma in particolare crediamo che sia un utile strumento rivolto soprattutto ai giovani, quindi alle fasce più giovani d'età, agli studenti, ma anche alla comunità scientifica, ai tanti medici che lavorano nel sistema donazione e trapianto, quindi ai medici e agli infermieri, ma anche alle tante persone che sono in attesa di un trapianto di organi e di tessuti, alle tante famiglie che hanno detto sì alla donazione, alle tante persone quindi che cercano in questo blog informazioni, notizie su tutto il mondo della donazione e del trapianto di organi e tessuti.